Crazy Love Television. Crazy Love Television, seguiamo un nuovo evento dell'esercito italiano in Campania, siamo al secondo FOD, secondo comando delle forze di difesa, seguiamo il cambio dei vertici dal generale Tarricone al generale Lops. E parliamo anche del secondo FOD, sono circa 23.000 i militari impegnati appunto nel secondo FOD, le attività operative non solo per l'ambito nazionale ma anche all'estero, come per esempio i Balcani, l'Afghanistan, e in campo nazionale con le attività di strade sicure e strade pulite, specialmente in Campania in questo periodo nella provincia di Napoli. Secondo FOD che si trova proprio a Napoli, a San Giorgio a Cremano. Sua Eminenza, anche lei al cambio del generale qui al secondo FOD in Campania, una bellissima cerimonia al di là proprio del fattore militare in sé per sé. Certamente è significativa perché mette in risalto questa dimensione militare che è sempre poi per la pace. Avete sentito come tante missioni anche all'estero per portare il contributo dell'Italia in situazioni particolarmente difficili. Ecco, io credo che anche queste cerimonie sono significative non solo per il reparto militare in quanto tale, ma un po' per tutti noi, perché capiamo che siamo inseriti in un contesto nel quale possiamo avere, fiducia. Anche questo è un segno di quella speranza di rinnovamento che poi è insito un po' in tutti noi, in tutta la nostra società. Abbiamo tanti nostri connazionali, tanti giovani come me che stanno lì sui teatri caldi, così soprannominati, che stanno difendendo la pace, portano in missione di pace, che magari nostro Signore Gesù Cristo li accompagni ogni qualvolta loro sono impiegati, e dentro e fuori, perché poi non sempre stare fuori significa non poter ricevere magari attacchi. Certamente quello che noi possiamo fare per questi nostri fratelli che mettono anche alle volte la vita in pericolo è proprio quello che per noi cristiani accompagnarli con la preghiera, con la fiducia, con la stima, e poi cercare di dare tutto quel sostegno morale e etico di cui hanno bisogno per compiere queste missioni così delicate.
Signor Sindaco, un particolare ringraziamento all'esercito italiano anche per quello che fa a Napoli, in Campania. Ma un particolarissimo ringraziamento per quello che fa e per come lo fa, per lo spirito di generosità, per l'entusiasmo, e un ringraziamento anche al generale Taricone, che è stato uno splendido comandante. Noi siamo felici che sia stato promosso, però ci dispiace un po' che lasci Napoli. Grazie signor Sindaco. Generale Lops, benvenuto a Napoli. Oh, bentornato, non benvenuto, bentornato, ormai sono campano d'adozione. È contento di ritornare qui in Campania? Contentissimo perché conosco molto bene i campani e moltissimi dei soldati sono campani. La loro generosità, la loro allegria ci consente di lavorare serenamente. Noi abbiamo conosciuto il generale Taricone, una persona affabile, generosa. Siamo della stessa specie. E allora Grazie. ci ritroveremo spesso. Ci ritroveremo. Grazie generale. Grazie. Insomma, Tarricone prende il suo posto e lei? E io Fa il nonno? No, dico il nonno no, però vado in ausiliaria, quindi smetto la divisa dopo 44 anni di servizio, dopo 27 anni di comando e dopo un periodo in cui ho avuto la soddisfazione di vedere il nostro esercito crescere e diventare una istituzione molto amata dai nostri cittadini. Proprio ha subito il cambio anche da quando i carabinieri hanno lasciato e sono diventati quarta forza armata, per cui l'esercito si è ampliato anche con l'ingresso delle donne. Noi tutte trasformazioni, dalla leva ai volontari, la divisione dall'arma, come ha ricordato lei, l'arrivo delle donne, sono stati tutti momenti comunque positivi, vissuti molto bene dalla mia forza armata, che ha reagito bene ai cambiamenti e che si è posta all'attenzione della gente per serietà, per solidità, per concretezza. Il suo primo reparto da ufficiale? Ho comandato il plotone e la compagnia al battaglione Morbegno del 5° Reggimento Alpini, nella città più a nord che abbiamo, che è Vipiteno. Vipiteno. Ringraziamo il generale Novelli, generale di Corpo d'Armata. Grazie a voi, buon lavoro, grazie dell'attenzione. E ad Maiora. Maiora. Crazy Love Television.